Oppa. Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta, e forse non basta. Ti confesso d'avere paura e non mi era ancora successo. Paura del mondo, di te e a volte anche di me stesso. No, non passa. Abbiamo un battito che batte come un martello pneumatico in noi, ma se lo controlli col senno di poi non batterà mai. Abbiamo un battito sano che ci prende la mano come una moto che va contro vento in velocità. È un rischio, si sa, se questo mondo non è mai come lo volevi tu. Vedi, gentile pubblico, come la vita. Volevo far vedere questa cosa, più che altro i pitoni, perché i grandi giustamente sta roba gli sa. Allora, a me è sempre andato benissimo sto camper con sta scrivania eccetera, è sempre stato un camper, cioè sempre sto cazzo da quando l'ho sistemato un po', è un camper che mi piace moltissimo eccetera eccetera. Dal giorno in cui ho programmato, pianificato e deciso di prendere, quindi contattato i falegnami, accettato il preventivo eccetera, e tra parentesi adesso il falegname è malattia, chiusa fare parentesi, questo camper non mi piace più, perché io già col cervello me lo immagino con la nuova scrivania, vederlo con la scrivania vecchia, tutta la roba vecchia qua rovinata eccetera, mi fa cadere tutto, non mi fa apprezzare questo camper. Vedi, queste sono le famose aspettative di cui parliamo spesso in questo canale. Non bisogna mai avere le aspettative per essere felici, oppure sì, bisogna averne, ma questo era un esempio chiaro. Bisogna avere aspettative delle aspettative semplici, facili da raggiungere. Ad esempio la scrivania me la posso permettere, quindi è una buona aspettativa, ok? L'ho usata per farti l'esempio, però la scrivania è un buon esempio, perché la scrivania, insomma, i soldi ce li ho per prenderla, quindi ho questa aspettativa di fare questa miglioria alla mia casa, me la posso permettere e bene, ok, realizzata, tutti felici. Ma avere aspettative tipo dei villoni, di fare la vita, andare con Lamborghini, eccetera, eccetera, vivi di merda, quindi staccati da sti desideri. Ma che bel capotino che abbiamo, eh? È un bel capotino! Dai, sì, puoi andare, sì, era giusto per far vedere il tuo capotino, dai, vai pure. È bellissima, guarda. Eh sì, una vamp, dai che fa freddo, siamo in montagna, dai, va su. Sì, esatto, weekend romantico. Allora ieri sera siamo andati a bere fuori a Vito di Cadore, la casa dove c'è la casa del Tiziano, è stato bellissimo. Siamo andati in un locale dove c'era una festa della birra, bellissimo, bellissimo. Cosa non ci sta? Volevo portare anche un po' quel rosso là. Ah, questi rossi tarocchi che non ci stanno. Alla luna in mezzo mare. Che non smette di picchiare. Questa roba per Marco, tutte le grappe, guarda Marco, questi qua sì, è buoni se ti somma avere il 100 erbe. Che gente dentro te. Batte ogni volta che suono con la mia band. Batte più forte, batte fino alla morte. Oh, più artigianale di così, porca troia, non si può. E va contro tempo, è la parte di te più vera che c'è. E allora prova a lasciarti andare che ti sale su. Ah, le uache, venite uache, che ci diamo dell'affetto. Vieni, da qua, dell'affetto così, sì. E dici, no le care, che schifo, dai, come il CP, sempre che lecca, che schifo. No, che schifo, dai, Per piacere, datele atto che è più alta, perché da un'ora che va avanti questo discorso, ok? Quindi, Alessia, come sei alta! Io 1,80 m di gamba, ragazzi.
Startotto a Cortina, tappa obbligatoria ragazzi, purtroppo però chiudono dal 15 ottobre, nel senso perché è finita la stagione, no, riaprono dopo l'8 dicembre, è giusto il periodo ferie diciamo, perché tanti effettivamente chiudono ad ottobre perché finisce la stagione estiva e poi a novembre inizia la stagione invernale. Noi siamo stati fortunati, questo è l'ultimo giorno, i ristorantini dove siamo andati eccetera, però ragazzi, stasera abbiamo deciso di vederci Natale a Cortina in modo tale che dopo vediamo di ricordarci tutti i posti che vedremo nel film, quello lì sai, i cinepanettoni del cazzo, però era simpatico, dai, una volta erano anche simpatici, e vedevi qualche tetta. Aspetta, vuoi che mi metto fuori per mezzo per la Ok, è tratto un passero, è andato lì. Vai Alessia, vai, paga, qui mi schema, paga. Bellissimo, perché che perdo sempre l'ale, porca miseria. Allora adesso siamo dalla parte che da Cortina va a Dobbiaco. Non l'avevo mai fatta questa parte, devo senza ombra di dubbio provarla, quindi credo che parcheggerò un giorno il camper a Cortina, che dovrebbe esserci un parcheggio gratuito che mi sono prepuntinato, quindi un giorno te lo puntinerò. Comunque mi è stato confermato da degli amici che è gratuito e puoi stare col camper, e poi niente, poi proveremo verso Dobbiaco. Ah sì, gentile pubblico, ovviamente con la Link Ash fino dopo Cortina abbiamo fatto praticamente 70 e qualcosa chilometri con questa trappolina. È vero, sì, per carità, col Bluetti attaccato, giustamente è una bici da città, non puoi fare ste robe con le salite e tutto quanto, cioè non hai ste autonomie, però sto giochetto qua è tanto divertente. Esatto, e all'Ale ho dovuto lasciare la mia fidanzata. No, questa è l'amante. Cioè, Sì, l'amante, scusa. Siamo diventate amiche. Ah, ok. Quindi l'hai persa. Arrivati 70 km in bici, allora con il Bluetti, le batterie, il frigo e compressore, quello ovviamente in prestito, stiamo consumando 46,34 ampere. Buono, molto buono, non è poco. Allora, gentile pubblico, gentile telespettatore, stiamo sperimentando, anche tu, stiamo sperimentando tutti quanti, in tempo reale. Siamo nell'area camper di Valle di Cadore. Se tu prosegui dritto, noi pensiamo di arrivare a una famiglia, in realtà ci hanno raccontato che arrivi, quelli di ieri non erano lupi, erano cervi, arrivi a una bellissima malga, dicono, adesso non so, vediamo se ci arriviamo, e a degli yak, infatti sentiamo i campanellacci da mucche, quindi noi adesso, tenendo l'area camper di Valle di Cadore alle spalle, abbiamo proseguito per quel sentierino di sassi. Abbiamo catato questo ponticello piccolino, lo passiamo e sempre dritti, e adesso vediamo dove arriviamo. Alessia mi ha detto che gli autoctoni, ok, quindi la gente residente in questo posto, te lo dico per i pampini più che altro, le ha comunicato che una volta qui c'erano i daini, ok, poi diciamo si sono dati il cambio qui i cervi e adesso qua ci sono i cervi, e ieri abbiamo visto più o meno 18-20 circa in totale, erano tipo due branchetti un po' separati, sai che via sbaruffà, magari un gruppo iramianista, cadenterista, va a sapere. Vabbè, non so quanto duri, che comunque in ogni caso abbiamo scoperto anche un nuovo sentiero, la Frimbizza. Dimmi fidanzata, sta ascoltando, sta facendo un po' la Chuck Norris della situazione reale. Oh, ma giustamente dopo 70 passachilometri in bici su e giù, qua a Graziella, non fate un'arrampicata in montagna, sì, non arrampicata nel senso le palestre di roccia, arrampicata nel senso cammino su. Ecco che relativa delusione di yak. Ok, ma non è che possiamo entrare, sono chiusi dentro. Se vuole qualcuno a chiedergli, ma non c'è nessuno. Guarda, vedi la testa bianca. Lo so, lo vedo io, ma volevo far vedere anche al nostro gentile pubblico. Guarda che montagne di cacca. Questo è per Giacomo che è appassionato. C'è proprio una montagna di cacca di yak. Ecco, Cacchiac. andiamo a fare sentire. Aspetta, in ogni caso, in qualsiasi caso, è una passeggiata che consiglio a tutti, in quanto è proprio nell'area camper, cioè parte proprio dall'area camper, di far 0 metri e già lì
ok? Quindi anche per portare il cane, eccetera, magari al guinzaglio, che magari hai un cane scemo come il CP che va giù dai burroni, hai capito, non si sa mai. E comunque no, a parte scherzi, non è per nulla pericoloso e basta. E poi se sei fortunato trovi gli yak fuori, oppure se trovi qualcuno fuori gli puoi dire possiamo vedere gli yak, cosa che noi non abbiamo fatto. Ti dico questo, sai perché? Perché tutti quanti, noi compresi, anche io, l'Alessia, poi anche quando c'era Marco o il Peluche, eccetera, quando vedevano questa strada, giustamente sembra che stai andando in una famiglia, cioè in un'abitazione privata praticamente, e quindi insomma desisti e non prosegui. In realtà no, è proprio un sentiero di montagna che poi passa per questo allevamento di yak e continua. Che splendore di flora! Guarda anche le campanelle, plin plin, e vipere che viene fuori, attacchi in man, le cinerarie, i senezzi, le margherite, bellis, quel che è violetta, perché dice l'Alessia che si sono prese la balla di vino rosso e acciappa il colore, ma io non credo che sia quel motivo. Secondo me dipende dall'acidità del terreno o da altre cose. Oppure, molto più fattibilmente, è una specie a sé, ok? Come per dire, e mucche bianche e mucche nere, non è che se bianche o nere in base a quello che le dai da mangiare, no? Sì, è una razza diversa, idem i colori dei fioretti. Mentre le cose, sai il nome? Le ortensie, nome latino Hydrangea macrofilla, sono delle piante che cambiano il colore dal giallino, rosa e blu in base all'acidità, ossia al pH, ok? In base al pH, se è acido o basico, del terreno dove sono strapiantate. Tutto bello. No, ma io avevo già dato gioia mia bella, il mio splendore. Guarda che bello questo splendore. Boom. Adesso facciamo finta di niente. Fino a prima mi stalkerà. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Maledetto cane. Quello è finto. No, documentiamo un furto. È un furto. Mi lasci mangiare, porca miseria, mi lasci mangiare, maledetto cane. E come ogni volta gli storici del canale sanno sta roba. Allora, posto di Alessia, Giacomo purtroppo oggi non c'è, e posto del Sigano, esatto, questo è il posto. Comunque il mio cane è molto diplomatico, non è che rompe il cazzo solo a me, lo rompe anche ai vicini, cioè lo rompe un po' a tutti, no? Perché sennò mi sento un po' vittima, ho queste manie di vittimismo, invece no, è proprio, li rompe così a tutti quanti. Sì cane, sì. Sì, siccome rompiamo i coglioni a tutti i vicini qua perché vogliamo il cibo, sì, cioè neanche morisse di fame, porca troia. Niente, è venuto. Ha capito che loro sono i portatori di cibo e non gli hanno portato. Esatto. Che figo sto cane col cappuccino. Comunque ti consiglio, se vuoi, no imitare, ma non so, per dar così lo spunto, un po' come quando vengono i camerieri a tavola che ti propongono, no? Ti ispirano, ti dicono cosa potresti mangiare, tu dici sì, mi piacerebbe, ok. Quindi dopo questa bellissima girata a dir poco distruttiva da Valle di Cadore a Oltre Cortina con Accasso e Graciella, per quanto elettrica, ma fidate che ho sofferto parecchio, puoi venire qui. Lascia stare il camion che mi rovina tutta l'ambaradan. Guarda, il cimitero abbandonato, gira qua, dove siamo? Bravo, all'area camper di Valle di Cadore, dove ci sono i tavolini a picnic, dove pranzeremo domani con tutto il panorama, il lago, bellissimo. Adesso esatto, bravo, ti capito, andiamo a 20-30 mari, ciao. 15 agosto 2022, il CP qualcuno l'ha mollato, è andato dietro al bancone. Siamo quindi a ottobre, no agosto. Vabbè, ottobre, agosto è stessa roba. Vabbè, interpreta, uno vede il giubbotto e capisci che non le ho Sì, agosto. vero, uscirà ad agosto il video, vero? Vabbè, ma gli arriva che insomma non è che prepara la pappetta pronta. E quindi abbiamo avuto il CP che per 2 minuti è stata barman, esatto. Ogni mattina, wow, butto su a colazione, wow. Fa rima? No, però è vera. È la donna servita e riverita che si legge le news nel telefono, come invece il giornale, con i biscottini a letto e la tisana a letto. Non posso farle vedere la... Oddio sì, vabbè, potrei scendere e togliere l'oscurante, ma vai monassi, guarda qua. Ale, dai, guarda qua, guarda, vedi? Ecco.
sì, ma in bianco e nero anche. Il cimitero abbandonato dell'altra volta, gentile pubblico, è cioè, bellissimo. Sì, è bellissimo. Cioè, sì, affascinante, esatto. Affascina, esatto. Ottimo aggettivo. Proprio quello che volevo dire. Ricordo, guarda. Ubriaco, hai visto cosa che tiri ha fatto? Hai visto? Guarda avanti. Vabbè, tu È mi Pippo, rispondeva quando quello che l'altra stavo volta. per Pippo! Adesso riesco a prendere i passeri. Ho perso la scena, è arrivato correndo. Stessa faccia da cazzo alla Rottweiler, su qua che si guarda da un'ora così. Guarda, ferma, guarda. Tutte e due con la stessa faccia da cazzo proprio, sembra uno specchio, guarda. Non riesci, dai che è buona. cosa Dai. vuoi fare? Per No, esempio? lei che non riesce, poretta. Tira su tu un attimo. No, non si tira su un cane. Ciccia, dai, mettiti qua e saluta. Basta. Pubblicità occulta. Birra pedavena, meglio di una che ti omena. No, questa è volgare. Vedete, bambini, una cosa, se magari anche voi, no, come singano da piccoli, pensavate che c'era il sole che poi diventava luna di sera. No, occhio, guardate, adesso è quasi mezzogiorno e quella, aspetta, tolgo il dito. Ah, non mette più a fuoco? Aspetta, fermi, porte pazienza anche a Valdri. Ste nasa così qua pressa. Quella al centro, metti a fuoco, tac, è la luna. Quindi la luna e il sole sono due pianeti differenti, non è la stessa cosa, ok? Ma perché io la prima volta ci sono rimasto malissimo, avevo tipo 6 anni, ero là che giocavo col cane nel campo e vedo sia il sole che la luna. Ho detto, ma come? Hai capito? Che vita di merda, cane, eh? Che brutta vita. Ah, che brutta vita. Che assurdo. C'è qualcuno che adesso l'etica il lato B però. Attenzione, il mio cane con gli spaghetti. Che si occupa. Sono fermo io, Sono fermissimo. Non l'ho preso. No, l'ho preso. Non è la verità che più la dici e più dici mai. Vai cane, canta! È l'illusione mia che d'amore... Ah no! Infatti piove. Vorresti uscire e raffreddarti insieme a me. Un po' più lento lui. Io vestito tragedissimo vorrei e mi abbandonerei per veder di nuovo la vita mia rapidissimo. Ah no, addio. Pensaci che questa Cruesa de Mar, che è stata reinterpretata da tantissimi artisti, è una canzone tipica genovese dove chi va il belin. Purtroppo sulle canne, no, eccoli là, vari cigni che stanno volando. Allora ti dico che la velocità del cigno così in volo è di 60 km/h. Adesso si alzano e si riabbassano, vedi, stanno un po' seguendo il corso del fiume, ma è stranissimo da vedere. Aspetta che accelero un altro po', che gli vado a fianco. Aspetta che non mi opince, è vero? Che non dire una tamponata, sì, sta insegnando a volare. So che quello è rincoglionito e è andato di là e questi adesso vanno di qua, quindi si perderà e sicuramente morirà. Vabbè. Misteri. Che tipi! Bello, ma che bravi a stare così vicino senza toccarsi con le ali. Bravi! Basta ristoranti, adesso andiamo a mangiare dove trovare tutti i poretti, come noi altri, giustamente. Saremo vestiti, guarda, da strazzoni, eccetera, eccetera. Aspetta, facciamo vedere i colori, l'abbinamento. Esatto, tu capivo. E basta, perché come tutte le robe, te fai il sciore e dopo basta, te torni a vita normale, insomma, te torni a fare il poretto. Ah! Buongiorno CP. Cosa il CP?
No, volevo dire, vieni qua con me, vieni qua con me. Allora, che adesso sì, sto apprezzando le batterie della DS-Tech perché adesso insomma si avvicina l'inverno. Io adesso ho 301 A, ma ero arrivato ad avere 90 A. Questo per carità perché? Perché avendo a disposizione tanto polmone, tanta disponibilità di batterie, ho potuto esagerare, quindi ricaricare il Bluetti, la bici elettrica dell'Ale, la bici che sarebbe la Linky, la bici elettrica mia che sarebbe quella d'Enduro, e contemporaneamente, grazie Marco, utilizzare, era qua il frighetto portatile che mi aveva prestato, il quale però purtroppo consuma 5-6 ampere continui, cioè H24, quindi devi fare 5-6 ampere per 24 ore, quello è quello che ti consuma il frighetto in un giorno. Però insomma, riutilizzando poi per strada dalla montagna verso Jesolo il DC-DC da 60 in più i pannelli, sono riuscito a tornare al 76% perché appunto ho 300 ampere. La DS-Tech mi ha dato 2 batterie da 200 ampere l'una, però per i calcoli facciamo finta che una batteria è da 100 ampere, ok, e non da 200, quindi io ora ho 3 batterie, ok, e non 4, e va benissimo, insomma, posso lavorare più che tranquillamente, mal che vada c'è il generatore, ce lo siamo sempre detti. Ma il vero test non è questo lasciarsi andare, questa strana emergenza del ricaricare batterie, Bluetti e il frighetto eccetera, ma il fatto che ora il meteo prevede 3-4 giorni di nebbia. Con la nebbia qui da noi si carica 0, quindi è per quello, adesso DS-Tech a parte, proprio di quantità di batterie in generale, che io ho sempre consigliato una giusta, non grande, giusta, in base al territorio dove stai, al tipo di uso che fai del camper, eccetera, eccetera, quantità di batterie, perché è un polmone, è un buffer, si usa dire nel termine informatico, ossia quel tampone, quella, no aspetta, non so il periodo giusto di dire tampone, quella, quel polmone, dai, che ti consente di vivere tranquillo, ossia di fare le tue cose con la corrente fino a quando arriverà il momento che i pannelli caricheranno e il motore caricherà. Nel mio caso 400 ampere di litio sono molto più che sufficienti, tranne che appunto in questi periodi di nebbia, e allora qua iniziano per me ad essere giuste. Dico per me perché io utilizzo un computer con monitor da 30 pollici attaccato. A volte posso lavorare mezz'ora al giorno, a volte neanche una, a volte 16 ore al giorno. Il mio lavoro è un po' particolare, non sto lì col cronometro, io sto lì a straconcentrarmi, a sfornare la qualità, però insomma dipende a volte da che lavori ho, o comunque magari se sono lavori grandi posso decidere oggi non lavoro oppure lavoro solo un'ora. E quindi insomma quelle sono le ore del computer. Tieni conto poi che nel mio tipo di lavoro, anche quando io dico che sto ore al computer eccetera, il lavoro non è proprio solo la creazione, il lavoro, mamma mia scusa se sto andando avanti con questo discorso, però è utile anche per i ragazzi che cresceranno e proveranno i vari mestieri, le varie cose, no? Sperimenteranno. E in certi tipi di lavori, tipo il mio, tosati, stavo dicendo, che è necessario anche lo studio continuo, il mantenimento. Quindi sì, è vero, per carità, io faccio il grafico, faccio il pubblicitario, faccio siti, insegni, menu dei locali, eccetera, eccetera, però quando sto al computer, più che altro quando non sono oberato di lavoro, vado o a seguire altri corsi o a sperimentare cose, sperimentare funzioni dei programmi, oppure andare a cercare materiali, palette piuttosto che vettoriali e via discorrendo, e creare un po' il mio archivio, capirlo, eccetera, eccetera. È importante, insomma, ecco, quindi come se io fossi un pittore, il non fermarsi a imbiancare, ok, il muro da casa, ma continuare a studiare, a provare tutte le vernici. C'è quella per la muffa, c'è quella antigraffio, c'è quella antipisciata, c'è quella metallizzata, c'è quella militare, cioè capisci? E quindi sì, questo per dire che se sto tanto al computer è anche per quello, cioè il mio lavoro comprende anche lo studio, insomma, ecco, che è una cosa, per carità, che io sinceramente faccio molto volentieri. Come molti sanno, scusate se ormai questo video è andato così, poi perdete pazienza, come molti sanno io non ho Facebook da una vita, neanche Instagram, ce li ho solo quelli per lavoro della Yuri Web Design, ma li aggiorno anche poco, cioè metto ogni tanto qualche lavoretto se mi va, insomma, ecco, di quelli che ho fatto, ma altrimenti non guardo la TV.
non ho social network, ok? E quindi ho tempo e energie da dedicare a me stesso oppure al lavoro, perché è vero che mi stavo accorgendo, e quindi forse è stato anche un bene fare questo. Aspetta un attimo, che se duro come non so cosa questo video, perché poi femmine dice che non so multitasking. Guarda qua, su devo parlare, fare un discorso e fammi anche la tisana, pensati. Allora, ritorniamo a noi. Io ho avuto l'impressione, non mentre utilizzavo i social network, bensì dopo essermi disintossicato, dopo aver tra virgolette chiuso tutto, ok? Perché ma è un'impressione personalissima, che stavo lavorando per Facebook, ok? Cioè io stavo producendo un qualcosa che poi alla fine è veramente vero, te lo garantisco, per far arricchire quelli là, che manco li conosco. Cioè, capisci? Se io creavo contenuti, eccetera, eccetera, i soldi arrivavano a loro, no? Perché per le pubblicità, eccetera, eccetera, ok? E quindi... quindi... è stata anche una conferma l'altro giorno che mi è arrivato inerente alla pagina Facebook del lavoro tramite email, sostanzialmente un messaggio che mi diceva, non so se erano testuali parole, però ci avviciniamo tantissimo: devi aggiornare la pagina. Ma Tomare brutta impestata, devi cosa? Cioè ti mando la fattura, cioè, capisci? Devi aggiornare la pagina, anche ti comandavano cosa dovevi fare. Ho detto no. E vedi, sono cose che, come fumare era bellissimo, o perlomeno avevi l'illusione che era bellissimo, ok? Poi smetti di fumare e dopo un anno o due che hai smesso di fumare dici, porca puttana, ma quanto mona ero. Perché? Perché adesso non provi più questa necessità di fumare, così come ora non provo più questa necessità di avere i social network, perché purtroppo a livello inconscio era una necessità per tutti, per me, per te, per tutti, se no non lo avremmo. E mi rendo conto di come il fumo mi stesse danneggiando, quindi non portasse nessuna utilità, bensì danni, così come i social network non portano alcuna attività, bensì danni, ossia ti fanno perdere un sacco di tempo, di energie e di possibilità di socializzazione o comunque di vivere la tua vera vita, la vita reale, capito? Il social network è fatto per chi non sa stare da solo, no? Io devo ancora capirmi, però osservando gli altri ho capito gli altri, perché ho tanti amici oppure anche conoscenti, gente che vedo su internet che ha questa mania di isolarsi, no? Ok? Però postano di continuo la loro solitudine, sono qua, non c'è nessuno, eccetera, eccetera, sui social network, quindi tu non sai stare da solo, tu non sai apprezzare, a te non piace la solitudine, star da solo e star senza la gente, perché se sei di continuo che la ricerchi questa gente, hai capito? Con questi social network, Facebook, Instagram, YouTube, anche come lo faccio io, eccetera, non apprezzi l'eremitare, stare da solo, eccetera, non è roba per te, è una balla che racconti e gli altri ti credono, perché poi pareti sarà fuori il piancalori. Se dovesse mai esistere un vero lupo solitario, e fidati che esistono quelli veri, che non sono io e non sono certo quelli che conosci te, quelli non li vedi su YouTube, non li vedi su Facebook, non li vedi su Instagram, non li vedi sulle trasmissioni televisive, sui talk show, eccetera. Quelli no, non sono loro, attento che non sono loro. I veri lupi solitari, i veri wildman, no? Perché fa più figo dire wildman, no? Invece di dire i veri susteghi, quei che sta da soli, no? Quelli tu non li hai mai conosciuti. Comunque guarda che simpatici questi sillogismi di pensieri e di discorsi che sono partiti dal polmone delle batterie, indipendentemente dal fatto che sia il litio, eccetera, ok? Al mio tipo di lavoro, alla schiavitù dei social network, questa dipendenza sociale, no? Che porta a essere dei dipendenti senza stipendio di meta business, a questa altrettanta moda dell'isolamento e del mentire a se stessi per compiacere gli altri. Questa è una brutta roba, eh? Siccome ritengo che questo video sia utile a molte persone, non lo chiamerò
con il termine corretto che fa intendere il succo di questo discorso, bensì menzionerò le batterie del camper o qualcosa del camper. Questo perché a te questi discorsi sotto sotto interessano, perché sono importanti per te stesso. Non tanto per non sentirti scemo, ma parlo sempre ai giovani, ragazzi, che dopo qualcuno non si senta offeso, non ci siano metri di paragone, manie di competizione o quant'altro. Ma ti servono anche a vivere, quindi li percepisci queste informazioni come un qualcosa di utile, veramente utile, essenziale, quindi in qualche modo compiacente, no? Ok? Quando io sono felice, quando ascolto, o meglio leggo il buon Galimberti piuttosto che Freud, Jung, Seneca, tutti i greci, la letteratura antica, ma non ti attrae. Questa cosa non ti attrae, dici come? Madonna, hai appena detto che no, ho detto così, ho detto che questa cosa ti fa piacere quando la vivi, cioè tipo anch'io quando leggo certi libri di filosofia o psicologia molto importanti, quando li leggo sono veramente felice, mi sento l'uomo più ricco del mondo ad avere queste informazioni, questi trucchi, queste formule, ok? Però questi trucchi di vita per vivere meglio, per vivere meglio, dai, questi trucchi. Contemporaneamente, però, prima di arrivare a leggere, io non mi sento attratto dal libro. Cioè, io tipo adoro Galimberti perché è una persona molto fredda, ossia molto, molto greca, dalla visione greca, ossia realista delle cose, un po' meno romantica, no? È uno che va un po' più di testa e meno di pancia, ma non facilmente sono attratto dai suoi libri, cioè magari alla sera preferisco magari guardarmi, non lo so, o guardarmi i piedi o guardarmi due video su YouTube, per carità, magari di qualcuno che parla, perché effettivamente ne parlava proprio lui, Varatiel Destin, tra il leggere e il subire col biberon delle immagini, vi sono due mondi completamente diversi per il nostro cervello, per non tanto lo sforzo, no, che gli andiamo ad attribuire, quindi tu dici, è come il muscolo, no, tiri su pochi pesi, quindi ti alleni meno, no, non solo, c'è proprio tutto un altro tipo di processo di interpretazione delle cose, quindi crei una tua interpretazione, magari anche basata su ricordi, interpretazioni che hai assimilato in passato. Al contrario, con la televisione, ricevendo immagini, tu non sei altro che un bidone della spazzatura. Quando parlano di poteri forti, sta attento ragazzo, che chiaro che ci sono miliardi di versioni perché ognuno ha la sua, però prova a immaginare se i poteri forti potessero essere semplicemente l'economia, ossia il bisogno di creare potenza e denaro, indipendentemente da chi, sono dettagli, fidati, non c'entra niente. Quindi proprio in questa immagine piramidale, nella punta c'è il bisogno, non lascia stare persone, il bisogno di creare potere e denaro. Poi scendiamo man mano che la piramide si allarga e vi è il controllo, no? Sì, so, tanti gli dice che c'è il microchip radiotelecomandato che ti butta tramite il vaccino, eccetera, ma attento che magari questo controllo potrebbe essere il telefonino che io ho in mano, ma non perché ti controlla che hai i microfoni, che hai il GPS, perché anche Alessia spegneva il GPS, e ho detto, ma sei tu stupida, che cazzo, te pare che... Vabbè, no comment. Ma bensì sulla strada che ti portano queste cose. Queste cose che ti portano la moda, che è un termine molto riassuntivo, ma la moda è la necessità di adeguarsi alla massa. Quindi queste necessità partono dalla punta di questo bisogno di creare soldi e potere, e tramite i telefonini, le marche e tante altre cose ti portano a essere schiavo, a fare delle cose. Schiavo non vuol dire che ti comanda col joystick tramite il microchip sotto a te, dai, Dio. Schiavo vuol dire che, come io lavoravo per Facebook, o se ho qualcosa di marca, stringi, dai, perché dopo è noioso. Lo schiavo è quello che alimenta la macchina dei soldi, in qualsiasi modo, ok?
perché il vero uomo libero, prenditi sempre il Toro per capire cos'è l'uomo libero, o i tuoi nonni, i tuoi bisnonni, ok? Quando avevano la loro casetta autocostruita, tanti anche abusiva, e vivevano del loro orto, e magari del porseo, e della vacca, delle casa, delle galline, dei uovi. Quello è il vero uomo libero, certo. Non so se la passava bene o no, però sai quella volta che ti raccontai quella, no, filastrocca, perché è stata una scena di vita reale, vissuta, è successo, no? Di quella volta che Tiziano Terzani in Asia trovò questo villaggio di contadini, no? Che fino a un tempo era, non dico felice, ma normale, soddisfatto, no? Ok? Che viveva tranquillamente la sua vita e l'apprezzava, e un giorno ciao, si arriva a serie di Baywatch, e che viste tutti sti troioni, quei tettone messe fuori e tutto quanto, che baia, no? Devo fare una spagnola, no, censura quella parte prima. E lì ha notato ciò che un contadino si era arrabbiato, contadino nel senso un agricoltore, vabbè, non serviva neanche identificare giustamente, comunque vabbè, uno si era arrabbiato con sua moglie perché non era uguale a Pamela Anderson. Quindi questo demone della globalizzazione, che per me è quello il potere forte, la globalizzazione, la necessità di far soldi, ok, ha fatto perdere il valore delle cose già presenti a quell'uomo per desiderare altro. Ovviamente non ti vogliono vendere i troioni, ma ti vogliono vendere prodotti, iPhone come ce l'ho io, e cose che generano profitto. Però questo era per farti capire il meccanismo della, chiamala moda, globalizzazione o quello che vuoi. Sono due cose un po' diverse. Diciamo che il soldo ha bisogno della moda e della moda, che è il suo potere, e la globalizzazione per estendere il suo potere al maggior numero di persone. E guarda che è una bestia, infatti ogni tanto mi fa quasi tristezza quando fanno quelle manifestazioni per l'inquinamento e quelle cose là, perché non servono un cazzo, purtroppo. Cioè servono se tutti veramente ci rendiamo conto dell'errore che stiamo facendo, che può essere il mangiare carne, come il, non so, prendere magari le scarpe made in Cina perché magari veniamo a sapere che le fanno i bambini, eccetera, eccetera. Questo non lo so, è un'ipotesi. E allora tutti ce ne rendiamo conto, non acquistiamo quelle cose e allora il tutto muore, no? Un po' come quella volta che c'era la moda del glutine. È una cosa per nulla importante, però c'è stata la moda della gente che si ribellava al glutine. Adesso te trovi no glutine dappertutto, l'olio de palma. Dio povero, cocaina, eroina, tabacco, carne, tutto, e va bene. Oh, ma l'olio de palma no, Nia ti assicuremo che non sei un bidon, l'erba non ha mai fatto male a nessuno, a Marghera ne ti offriamo presente. Che parodia seria buona pania, ti sei fetente, Marghera senza fabbriche saria più sana. Una giungla di panozze, pomodori e marijuana. Marghera senza fabbriche saria più sana. Una giungla di panozze, pomodori e marijuana.